Tragedia sul lavoro a Villatora di Saonara, morto sul colpo un operaio di 50 anni di Brugine dopo un volo di 6 metri dal tetto di un'abitazione. È il secondo infortunio mortale in Veneto in 3 giorni. Ennesima vittima della strada lungo la Romea, all'altezza di Campagna Luppi, un morto nello scontro tra una macchina e un'autocisterna, statale chiusa al traffico e lunghe code. La Corte d'Assise del Tribunale di Padova ha condannato oggi all'ergastolo Giacomo Friso, 35enne di Villafranca Padovana, che nell'aprile 2024 aveva ucciso il suo vicino di casa, Michael Boschetto. È finito un incubo, così le famiglie degli studenti veneti rientrati da Dubai, dove erano bloccati da 3 giorni, la testimonianza del padovano Luca Valimpensa e della figlia Laura. Crisi in Medio Oriente, con il passare dei giorni aumenta l'allarme nelle basi militari italiane considerate strategiche, cresce la preoccupazione istrana dopo l'attacco subito in Kuwait. Incendio nella notte a Venas di Valle di Cadore, distrutto un tabià, evacuata una palazzina, 13 persone hanno dovuto trovare una sistemazione alternativa. Patto con i sindaci della sanità, così è stato definito l'accordo programmatico in 10 punti siglato al Balbi tra il presidente del Veneto Stefani e i nuovi direttori delle USL Venete, fondamentale la vicinanza ai cittadini. Dopo Cortina continua il viaggio in Veneto della fiaccola paralimpica, simbolo di pace e inclusione, Belluno, Treviso, Venezia, domani sarà la volta di Padova. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, che si apre con la cronaca e con l'incidente mortale sul lavoro nel padovano a Villatora di Saonara. A perdere la vita un operaio di Brugine dopo un volo di 6 metri dal tetto di un'abitazione. È stata una cosa spaventosa, perché stavo pulendo sopra il terrazzo e stavo guardando le manovre che stavano facendo. Secondo me è inciampato su quel filo maledetto. Cioè ho detto ma che... E ho sentito il tonfo. Un volo di oltre 6 metri che non gli ha lasciato scampo. Erano circa le 10:30 quando la signora Lella ha visto il 50enne Stefano Contiero, socio dipendente di una ditta con sede nel suo comune di residenza di Piove di Sacco e residente a Brugine, precipitare dal tetto di una casa sulla quale stava lavorando. Il tragico incidente mortale sul lavoro è avvenuto in un'abitazione di via 8 Marzo a Villatora di Saonara, all'interno di un cantiere edile temporaneo allestito per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Secondo la ricostruzione di Lella, Stefano avrebbe finito la sua corsa sopra un condizionatore. Erano in 3 sopra là. Stavano facendo la manovra sulla gru. E a un certo punto ho alzato gli occhi e ho detto ma che caspita sta facendo? E è andato giù. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Legnaro per i rilievi e gli accertamenti del caso, presenti anche i tecnici dello Spisal, chiamati a verificare il rispetto delle norme di sicurezza e a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Si tratta della 3ª vittima sul lavoro a Padova da inizio anno. Secondo il segretario generale CISL Padova Rovigo, Samuel Scavazzin, è necessario aumentare i controlli sui luoghi di lavoro, primo fra tutto i cantieri, ed agire sulla formazione. Un messaggio corale, quello arrivato dai sindacati. Un'altra morte sul lavoro in Veneto e un'altra caduta dall'alto. È una situazione intollerabile. Ci sono protocolli, ci sono leggi, ma bisogna prima di tutto rispettarle, secondo bisogna rispettare una cosa, il rispetto della vita propria e della vita altrui. Se non si va su questa logica, nella logica di fermarsi quando ci si sente in pericolo e che il datore di lavoro non guardi di più alla vita delle persone che al profitto, non otterremo mai il risultato di 0 morte sul lavoro. Pensiamo sia giunto il momento che la Regione convochi, istituisca un tavolo per affrontare la tematica sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, convocando le organizzazioni sindacali più rappresentative e le associazioni datoriali per aprire un confronto vero su quelle che sono le cause reali delle morti sul lavoro, che sono legate sicuramente a un mercato del lavoro dove la precarietà la fa da padrone, ma anche dall'esigenza di forti investimenti per gli organi ispettivi che devono servire a migliorare le condizioni nei luoghi di lavoro.
Ennesimo incidente mortale poco dopo le 15:30 lungo la Romea nel tratto tra Lova di Campagnaluppia e Rosara di Codevigo. Per cause in corso di accertamento un'autocisterna e un'auto che procedeva in senso opposto si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato violentissimo. Una persona ha perso la vita sul colpo, un'altra è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale. Sul posto le ambulanze provenienti da Piave di Sacco e Dolo, oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri. La statale è stata chiusa al traffico. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità con code chilometriche in entrambe le direzioni, sia verso Chioggia sia verso Venezia, con deviazioni del traffico all'altezza di Rosara e Lova. La Corte d'Assise del Tribunale di Padova ha condannato oggi all'ergastolo Giacomo Friso, il 35enne di Villafranca Padovana, che nell'aprile 2024 aveva ucciso il suo vicino di casa, Michael Boschetto. Una camera di consiglio durata oltre 4 ore. La sentenza, letta dalla giudice Domenica Gambardella, pronuncia la parola ergastolo. Pena massima per Giacomo Friso, 35enne di Villafranca Padovana, condannato all'ergastolo per aver ucciso con 4 coltellate l'amico d'infanzia e vicino di casa Michael Boschetto il 27 aprile del 2024. La Corte d'Assise di Padova, al termine del processo di primo grado, ha accolto la richiesta fatta dal pubblico ministero Benedetto Roberti, che ha coordinato l'indagine. L'omicidio era avvenuto dopo una lite e a seguito di rancori covati per anni da Friso. Ad aggravare la posizione del 35enne anche un video e il selfie che si era scattato con il cellulare della vittima subito dopo l'accoltellamento fatale. Il video era stato trovato mesi dopo dal padre e dalla fidanzata di Michael Boschetto mentre stavano cercando foto nella galleria del telefono del ragazzo. A Friso è stata riconosciuta l'aggravante dei futili motivi, mentre è esclusa quella della premeditazione. Durante il processo non ha mai voluto parlare, ma subito dopo l'arresto aveva sempre sostenuto di aver accoltellato Boschetto per difendersi, una versione che però non corrisponde ai fatti. Prima infatti ci sarebbe stato l'alterco sotto casa di Boschetto all'alba del 27 aprile 2024, poi Friso sarebbe rientrato nella sua abitazione e sarebbe tornato poi armato di coltello. Trovato priva di vita in un lago di sangue con una profonda ferita alla testa. È giallo sulla morte dell'ex patron di Telepordenone, Mario Ruoso, rinvenuto nel suo appartamento. È stato trovato senza vita nel suo appartamento il noto imprenditore pordenonese Mario Ruoso. Il corpo, scoperto questo pomeriggio in un lago di sangue all'interno del suo appartamento in questa palazzina al Civico 7 di Via del Porto a Porcia, proprio di fronte al noto garage Venezia, gestito dal cavaliere Ruoso, storico patron di Telepordenone. È giallo sulle cause della morte dell'uomo, che quest'anno avrebbe compiuto 88 anni, tanto che sul posto per lunghe ore ha effettuato i rilievi la squadra scientifica della Polizia di Stato con l'aiuto del medico legale Antonello Cirnelli. Il corpo senza vita di Ruoso è stato rinvenuto dal nipote tra le 14:30 e le 15. Ruoso presentava una profonda ferita alla testa, tanto che nessuna pista è esclusa e si indaga in ogni direzione. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dalla Soris insieme agli agenti della Polizia di Stato, l'automedica e la Polizia Scientifica per i rilievi. Un'emozione unica, quella di papà Luca, che ieri finalmente ha potuto riabbracciare la figlia Laura, atterrata a Milano dopo essere rimasta bloccata per 3 giorni a Dubai. È finito un incubo durato 2, 3, 4 giorni, ma è finito un incubo. Nel migliore dei modi, meglio così. Luca Malimpensa ha di nuovo la sua Laura con sé. La studentessa dell'Istituto Calvi di Padova, tra i 5 ragazzi rimasti bloccati a Dubai per 3 giorni, è atterrata alle 19:27 all'aeroporto di Milano Malpensa, assieme ad altri 100 ragazzi. Una gioia indescrivibile, difficile da raccontare, quella del papà originario di Legnaro, che assieme alla famiglia ha vissuto momenti di grande angoscia, ma che ora sono solamente un brutto ricordo. L'ho abbracciata e anche una lacrima francamente è scappata a tutti, ma non solo a me, alla mamma, alla sorella, anche a lei. Ci sta. Dopo un incubo così ci sta, penso. Un rientro anticipato rispetto alle prime previsioni, riuscito grazie alla serrata collaborazione tra le istituzioni italiane ed emiratine. Per Laura però saranno giorni difficili da dimenticare. Il 28 febbraio, il 1 di marzo è stata la prima allarme e c'è stato un momento di panico per me, perché infatti ho avuto anche l'attacco di panico perché erano i primi colpi, quindi poi già giorni dopo è stato molto più tranquilla la situazione perché sapevamo cosa fare, sapevamo come comportarci, però devo dire che ho avuto in quel momento tanta paura.
Laura non si è però persa d'animo e nonostante le poche ore di sonno in corpo, la mattina dopo rientro a casa alle 7 assieme alla sua classe è partita per una visita di istruzione a Roma. Sophie ci ha aspettata a casa, ieri ho visto ovviamente i miei genitori e mi sono infatti anche emozionata perché comunque mi mancavano tanto e adesso cerco di visto i miei compagni di classe perché infatti sono in gita a Roma ed è stato veramente un gran piacere tornare in Italia, infatti ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato perché senza di loro sicuramente ora non sarei qua. E con il passare dei giorni nella crisi in Medio Oriente aumenta l'allarme nelle basi militari italiane considerate strategiche, cresce anche la preoccupazione ad Istrana. Ad Istrana la tensione è alta, nella base vige il massimo riservo sulle operazioni. Nulla trapela, ma la preoccupazione con il passare delle ore e dei giorni aumenta, così come l'apprensione per i militari di stanza al 51esimo stormo, oltre una decina, che si trovano ad Ali al-Salem in Kuwait. Vivendo così vicini all'interno della comunità e con grande affetto anche verso i militari e le loro famiglie che sono perfettamente inseriti nel nostro territorio, un pensiero va a loro che sicuramente in queste ore stanno vivendo questi momenti di apprensione e mi sento di portare la vicinanza di tutti noi qui da Istrana a loro. Ma se il clima è caldo nelle basi militari, anche tra i cittadini serpeggia l'angoscia. Certo, anche le immagini che vediamo ci fanno pensare ed è chiaro che tutti si interrogano, questo è evidente anche dal punto di vista emotivo, insomma molti chiedono ma ci sarà pericolo anche per noi, questo è inevitabile, però attendiamo l'evolvere della situazione. Le basi militari come Vicenza ed Aviano rimangono in massima allerta, così come Istrana, che sta seguendo l'evolversi della situazione ora dopo ora. La crisi del Medio Oriente è forse una delle peggiori degli ultimi tempi, a confermarlo il generale dei Carabinieri Claudio D'Angelo, impiegato nel passato in diversi teatri di guerra, dall'Afghanistan all'Iraq fino al Libano. Sicuramente l'Iran è una realtà molto particolare e isolata in quel teatro, ma l'Iran, stavo dicendo, ha la possibilità di colpirci in diverse maniere, tramite il blocco del commercio, ridando fiato agli Houthi nello Yemen, colpendo direttamente tramite organizzazioni terroristiche che a lei fanno riferimento, quindi ha sicuramente la possibilità di colpire anche l'Europa, come ha già fatto perché ha colpito Cipro, che è Europa. Torna anche lo spettro del terrorismo internazionale. Sicuramente muoveranno le loro pedine. Ovviamente entra in gioco la capacità sia dei servizi italiani sia delle forze di polizia italiane di garantire il controllo del territorio e un buon servizio di prevenzione. Americani e israeliani continuano i bombardamenti, l'Iran risponde colpendo i paesi del Golfo Persico. I connazionali stanno tentando di rientrare in Italia non senza difficoltà. I militari in missione nei paesi a rischio rimangono nei bunker, un'attesa snervante che potrebbe non finire tanto presto. I venti di guerra scuotono anche i cittadini, a Vicenza si riempiono i serbatoi di carburante e si temono attentati alle basi americane. C'è stata una corsa veloce ai rifornimenti di carburante, in questo periodo è andata via parecchia roba. È un segnale che crea un po' di paura così in questi problemi di petrolio, di scorte e così via. È già successo altre volte? Ma in questa volta, in questo caso, così tanto no. Ma quella parte da dove è guerra è normale. E questi aumenti è normale anche quello? Oh, guarda, io sono meccanico, non sono economico per capire, ma è troppo. È tutti in giro. È normale che ci sia un po' di aumento, però cosa dobbiamo fare noi? Alla fine dobbiamo accettare quello che viene e pagare. Purtroppo l'unica cosa che possiamo fare è cercare di risparmiare il più possibile. Tanto preoccupata, tantissimo preoccupata, sia per noi che per i nostri figli anche, perché non si sa nulla. Avendo anche pure qui una base americana è un po' paura. Ha paura di Trump? Mi fa paura più l'ignoranza di Trump su queste cose. Ci sono tante paure dall'aumento dei prezzi, ma anche degli attentati. Lei teme qualcosa avendo le basi qui? Sì, un po'.
Un po', ma io abito abbastanza lontano. Non è escluso veramente, comunque bisogna sempre stare attenti e allerta. Le mie personali preoccupazioni chiaramente sono avere i miei figli appunto che vanno dentro alla scuola all'interno della base americana e sono preoccupata per i miei figli, per i figli degli altri, per tutti insomma. E se queste sono le mie onestamente sole preoccupazioni. Poi è chiaro, ho notato anch'io, i prezzi sono saliti, le bollette l'ho notato, certo. A trovarla sotto shock con una vistosa ferita è stato un vicino che l'ha accolta insieme alle 3 figlie in casa, a ridurla così il marito che è stato arrestato dai carabinieri. Per fuggire alla violenza del marito ha dovuto trovare rifugio in casa del vicino insieme alle 3 figlie minorenni. L'uomo, un 44enne originario dell'Est Europa e residente insieme alla famiglia nel Piovese, è stato arrestato dai carabinieri di Legnaro, in provincia di Padova, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'intervento sabato pomeriggio, quando un uomo ha contattato il 112 chiedendo l'intervento di una pattuglia perché sentiva urla provenire dalla casa dei vicini. Uscendo in cortile ha trovato la donna e le 3 figlie minorenni impaurite e inseguite dal convivente. Il vicino le ha subito soccorse facendole entrare in casa propria. Giunti sul posto, i militari hanno constatato che la donna presentava una vistosa ferita sanguinante all'orecchio sinistro e graffio al collo. La vittima ha raccontato di essere stata aggredita dal convivente dopo una lite scaturita per futili motivi alla presenza delle 3 figlie. Non solo questo, perché ha raccontato anche di altri episodi di violenze fisiche, verbali e psicologiche che si sono protratte negli anni. La donna è stata soccorsa dal personale del SUEM 118 e portata in ospedale a Pieve di Sacco. I carabinieri sono andati in casa della coppia trovando il compagno violento ancora lì. Addosso aveva una maglietta strappata e una lieve ferita alla testa che il 44enne attribuiva alla compagna. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere a Padova. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla famiglia. Incendio nella notte a Venas di Valle di Cadore, distrutto un tabbià, evacuata una palazzina, 13 persone hanno dovuto trovare una sistemazione alternativa. Mancava poco alle 3 sono stata avvisata dai vigili del fuoco di un incendio a Venas, nella frazione di Valle di Cadore, e in una zona, insomma in una parte del paese dove le strade sono strette, le case sono molto ravvicinate. È il racconto della sindaca di Valle di Cadore, Marianna Hofer, svegliata nel cuore della notte per l'incendio che a Venas ha completamente distrutto un tabbià adibito a ricovero attrezzi e reso al momento inagibile l'immobile adiacente composto da 4 appartamenti. L'allarme è scattato all'1:40 e ha mobilitato 31 unità operative dei vigili del fuoco di Belluno e Pieve di Cadore, oltre ai volontari dei distaccamenti di Valle, Calalzo e Borca di Cadore. Giunta sul posto, le operazioni di spegnimento erano assolutamente e fortunatamente già in corso, erano riusciti a salvare tutte le case vicino e anche parte dell'immobile abitato, anche se poi si è proceduto a far evacuare le persone che vi abitano dentro per fare i controlli successivi in giornata. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma gli occupanti degli appartamenti sono stati fatti uscire e ora si cerca di capire se qualcuno ad accertamenti completati potrà rientrare a casa oppure no. C'è stata una solidarietà di tutto il vicinato perché alle 3 di mattina era un po' impossibile allocarli in qualche appartamento, poiché il Comune di Valle non dispone di appartamenti se non rivolgersi insomma al mercato o eventuali hotel. Adesso stiamo appunto aspettando le relazioni da parte dei vigili del fuoco per capire come procedere, anche perché abbiamo 2 nuclei familiari dove sono coinvolti anche minori. Nella notte hanno lavorato anche i carabinieri, il personale del SUEM 118 e i tecnici dell'ente gestore dell'energia elettrica per la disattivazione delle linee. Le cause dell'incendio sono attualmente al vaglio dell'ufficio di polizia giudiziaria del comando provinciale dei vigili del fuoco, che sta effettuando i necessari accertamenti tecnici. A Venas le operazioni di bonifica sono andate avanti per tutta la giornata. La Guardia di Finanza di Padova ha confiscato beni immobili per circa €1 milione ad un imprenditore che sarebbe responsabile di evasione fiscale.
Senza mai comparire come titolare o amministratore delle aziende, era riuscito per anni a gestire e organizzare il sistema fraudolento per evadere il fisco, e nonostante il suo nome non figurasse mai, la Guardia di Finanza di Padova, dopo una lunga indagine, è riuscita a risalire a lui, e dopo la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, i finanzieri hanno eseguito una confisca di 7 immobili per un importo di circa 1 milione di euro nei confronti di un imprenditore veronese, condannato in via definitiva a 2 anni e 6 mesi di reclusione per evasione fiscale. L'uomo era a capo di una società con sede a Carmignano di Brenta che commerciava articoli di abbigliamento. Conti correnti, società e immobili però erano intestati a dei prestanomi, ma era l'imprenditore a tirare le fila. L'indagine, partita nel 2014 dopo un accertamento fiscale, aveva rilevato come la società acquistasse la merce senza pagare l'IVA e poi la rivendesse applicando l'imposta per un danno erariale di oltre 3 milioni di euro. Nel 2015 le Fiamme Gialle cittadellesi avevano già proceduto all'esecuzione di un sequestro preventivo di beni fino a 2 milioni e mezzo di euro, sequestrando 2 autovetture e 7 immobili di lusso in provincia di Verona. Tra questi anche una villa in costruzione con campi da tennis nel comune di Bardolino e un immobile di pregio nel comune di Sona, intestati formalmente al coniuge e alla madre dell'imprenditore. Patto con i sindaci della sanità, così è stato definito l'accordo programmatico in 10 punti siglato a Palazzo Balbi dal presidente del Veneto Stefani e dai nuovi direttori generali delle ULSS venete. L'abbiamo chiamato patto con i sindaci della salute e della sanità. 10 punti programmatici, quelli contenuti nel patto con i nuovi direttori e direttrici delle aziende sanitarie del Veneto, ridefiniti sindaci della sanità. A Palazzo Balbi dunque la firma con tutti i neoeletti ed elette per siglare formalmente l'impegno che li aspetterà nei prossimi anni di dirigenza. Dalla promozione e il rafforzamento della telemedicina, dal rapporto tra ospedale e territorio agli ospedali di comunità, senza tralasciare l'attenzione all'umanizzazione delle cure, l'abbattimento delle liste d'attesa, l'avviamento di progetti di divulgazione per i cittadini e l'attenzione alla conciliazione vita-lavoro per il personale sanitario. Parla di sfida che integra diversi livelli e che guarda la complessità degli obiettivi il presidente Stefani, tenendo conto di un 11° importante punto, la vicinanza alle persone. Voglio che siano figure in mezzo alla gente, che ascoltino i cittadini, che sappiano anche dialogare con ciascuno di loro. È importante che i nuovi direttori generali siano in mezzo ai cittadini. Questo è il punto, diciamo, principale che poi spiega tutto il resto. Nessuna priorità, perché i 10 punti rappresentano 10 emergenze attuali e definiscono la nuova agenda programmatica della sanità regionale. Dobbiamo reingegnerizzare, come mi piace dire, il sistema sanitario regionale, in cui abbiamo una cintura di prossimità che è rappresentato dalle case di comunità, dagli ospedali di comunità che devono essere quella sorta di polmone nel momento in cui il paziente viene dimesso dall'ospedale per acuti e deve essere, come dire, riabilitato prima di essere consegnato a domicilio. L'ospedale come hub per i pazienti acuti, un sistema di comunità mediche dove poter gestire le cronicità e le degenze a lungo termine implementando l'assistenza domiciliare, concentrare nei centri di alta specializzazione le innovazioni degli strumenti. Dove la tecnologia deve essere concentrata in centri che hanno alto volume di attività, perché l'alto volume di attività vuol dire migliori outcome in termini di risultato delle cure sia chirurgiche che mediche, ma soprattutto questo permette poi di riuscire a dare sostenibilità al sistema. Un altro problema da affrontare è la mancanza di personale. Da un lato l'obiettivo è quello di investire sul welfare e sugli stipendi, dall'altro creare opportunità per i giovani specializzandi. Con questo bilancio destiniamo 4,5 milioni di euro al raddoppio dell'entità delle borse di specialità per i medici di medicina generale. Oggi, da quando approveremo il bilancio, loro guadagneranno tanto quanto gli altri specializzandi. Furti sulle auto, cena tra amministratori in pizzeria, 2 di loro si trovano i vetri delle rispettive vetture infranti e depredate di oggetti e borsoni. Cena conviviale in pizzeria, seduti al tavolo una trentina di amministratori, che finisce con una disavventura per 2 sindaci, vittime di furto in auto, quello di Isola Vicentina e quello di Bolzano Vicentino, che si sono trovati i finestrini delle macchine parcheggiate fuori in frantumi. Parte dell'area furtiva, tra cui borsoni, caricabatterie, è stata ritrovata grazie al segnale GPS di un tablet in un campo abbandonato dalle parti di Creazzo. Abbiamo constatato l'ammanco, poi da lì subito la chiamata ai carabinieri
e la geolocalizzazione tramite un iPad che abbiamo geolocalizzato. Ci siamo recati nella zona in attesa che arrivassero anche lì con noi i carabinieri e siamo riusciti, grazie anche ai carabinieri, a trovare la nostra refurtiva e anche quelle di altri furti. Tema sicurezza che torna alla ribalta e che resta sul tavolo dei sindaci che a loro volta sollecitano l'intervento della politica centrale. Stiamo investendo in sicurezza, in sistemi di lettura delle targhe, stiamo cercando di affiancare anche con segnalazioni più puntuali le forze dell'ordine che comunque, non dimentichiamolo, stanno continuando a fare il loro lavoro, c'è un lavoro di sinergia tra carabinieri e polizia locale certamente, ma anche immagino polizia di Stato dove è più attiva. Il compito nostro è anche sollecitare la parte politica più alta, con maggiore responsabilità anche in termini di norme, anche sicurezza e giustizia, insomma non guardano in faccia a nessuno, non possono essere temi di destra o di sinistra, sono temi che interessano tutti i cittadini senza colori, senza appartenenze. Belluno ha accolto la fiamma paralimpica in transito, è accaduto questa mattina di fronte a numerose scolaresche della città e alle persone con disabilità delle associazioni che si occupano della loro socialità. Spettacolo doveva essere, spettacolo è stato nel cuore di una Belluno vestita d'aria insolitamente primaverile. Il viaggio coinvolgente e gioioso della fiamma paralimpica ha toccato il capoluogo dopo aver attraversato le Dolomiti bellunesi. Visibilmente commosso il sindaco Oscar De Pellegrin, plurimedagliato atleta paralimpico per 6 edizioni. Io ho avuto l'onore qui nel 2006 portando la fiamma a Belluno proprio sull'ultimo stadio, quella di Torino. E poi la più grande emozione è stata a Londra, l'edizione 2012, che ero disegnato portabandiera per tutto il movimento paralimpico, e queste sono cose che non si dimenticano nella vita. Ma oggi essere qui insieme a tanti giovani che sono venuti insieme alle loro insegnanti e alle loro scuole per toccare con mano i valori della fiamma paralimpica, per me è un grandissimo onore. In piazza il calore della fiamma e i suoi valori, mai come oggi simbolo di pace e di inclusione. Tutto l'opposto di quello che sta succedendo nel mondo, purtroppo. Speriamo che sia un bel segnale, insomma, per tutti. Nonostante l'orario e la giornata feriale, davanti a Porta Dante, ai lati dell'Easton, numerose persone. Io personalmente ho avuto modo di vivere anche l'esperienza di Torino 2006 come volontaria, e quindi il fatto che Belluno possa accogliere di nuovo questo grandissimo evento è sicuramente un momento fondamentale per trasmettere anche a questi ragazzi i valori connessi allo sport soprattutto. Io faccio parte come servizio civile di un'associazione dei mutilati e invalidi del lavoro, e secondo me lo sport può rappresentare un po' una rinascita e comunque una speranza per le persone con disabilità. Lo trovo molto più importante, dispiace solo che essendo una giornata lavorativa non c'è tantissima gente, però insomma chi c'è penso abbia capito il valore di questo momento. Per l'evento grande mobilitazione della protezione civile e delle forze dell'ordine chiamate all'ultimo miglio dell'Olimpiade, che ha richiesto un impegno straordinario. Non soltanto dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma anche dell'orgoglio nazionale, dei risultati sportivi ottenuti, e, se mi consentite, anche l'orgoglio per gli atleti dell'Arba, che hanno conquistato 9 medaglie sulle 22 conquistate dal nostro paese. Tedofora, nella sua città d'adozione, Elisa Calcamuggi, collega e oggi responsabile del marketing della fondazione DMO, in prima linea alle Paralimpiadi di Vancouver 2010. Ed è veramente straordinario seguire questi ragazzi, perché hanno un modo di vivere la loro disabilità disarmante, cioè accadono cose imprevedibili, vai con loro a ballare in discoteca perché loro ballano sulla sedia a rotelle, non è un problema, oppure se hanno un arto artificiale te lo danno un attimo in mano mentre finiscono di fare una cosa, e quindi siamo noi che non abbiamo disabilità che rimaniamo un attimo sorpresi, invece loro vanno oltre. Ed è tutto, siamo in chiusura, vi lascio ora la sigla e a seguire le previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buona serata.